Un gruppo di giovani seduti al tavolino, i saluti, le chiacchiere, le bibite, ma quelle che potrebbero sembrare le scene di un banale incontro fra amici al bar sono in realtà le immagini che documentano i summit di un violento sodalizio transnazionale specializzato nello sfruttamento della prostituzione fra il veneziano e il trevigiano, sgominato dalla squadra mobile di Venezia. Una ventina le lucciole gestite lungo il terraglio fra Mestre e Preganziol e nella zona di San Giuliano via Orlanda. Il reclutamento, il trasporto e il controllo delle ragazze, ospitate in bed and breakfast delle due province, venivano decisi proprio nei vertici organizzati nei locali dei centri commerciali. Venivano pianificate un po' le strategie e anche appianate questioni tra gruppi magari rivali, e quindi si trovavano accordi in maniera tale da non essere belligeranti. Ferree le regole che disciplinavano il mercato del sesso, dalla durata massima delle prestazioni, fissata in 10 minuti, al brutale mantenimento del posto in strada. Le eventuali concorrenti, infatti, dovevano pagare un pizzo di 50 euro a notte, pena brutali aggressioni da parte della banda. A capeggiarla il 35enne albanese Maren Glentomo, che a Quarto d'Altino si faceva chiamare Kevin o Mario, personaggio dal notevole spessore criminale. Già nel 2003 rimase vittima di un tentato omicidio, un suo connazionale rimase vittima di una spedizione a colpi di spranghe sulla rotonda del terraglio dei Vigili del Fuoco. Ora è finito in carcere insieme al suo braccio destro e connazionale, il 31enne Besnik Baba di Roncade, la cui moglie, Susanna Biro, ungherese di 26 anni, ha invece ricevuto il divieto di dimora a Venezia e a Treviso. Complessivamente 9 i destinatari delle misure cautelari che a vario titolo partecipavano al fiorente business. Riuscivano mensilmente a mandare, documentate appunto con ricevute, somme variabili tra i 15.000 e i 16.000 euro al mese nei paesi di origine.